Sabato 30 gennaio a Verona, davanti alla Gran Guardia, in occasione della presentazione di Amarone 2012, c'è stata una manifestazione del movimento Ambiente e Vita per dire no a nuovi rifiuti nella discarica di Pescantina. Con la nostra presenza, spiega Franco Benedetti, responsabile del movimento, chiediamo ai produttori di vino di impegnarsi con noi per difendere quell'ambiente che è per tutti fonte di salute e benessere, anche economico. Diciamo, insieme si bonifica. No all'apporto di rifiuti speciali in Valpolicella, terra dell'Amarone. Il comitato afferma che le richieste sottoscritte da 4.100 cittadini non hanno trovato ascolto dal comune di Pescantina. Quindi, niente referendum per far decidere ai cittadini il proprio futuro, niente analisi epidemiologica per conoscere lo stato di salute di partenza, visto che la discarica esiste da 40 anni, nessuna indagine idrogeologica per conoscere l'origine dell'inquinamento. L'ampliamento della discarica, voluto dal sindaco Cadura del Partito Democratico, prevede 2.700.000 tonnellate di rifiuti. 150.000 camion scaricheranno vicino alle case una montagna di rifiuti inquinanti alta 33 metri. Nei prossimi 25-30 anni, prevede il comitato, le 2.700.000 tonnellate di rifiuti previste si andranno ad aggiungere ai 4 milioni già sotterrati vicino alle nostre case. La salute dei cittadini, dice Benedetti, sarà messa ancora a rischio da una montagna di rifiuti. Tutti parlano della terra dei fuochi, ma nessuno parla della terra dell'Amarone. Là, giustamente, soldi per le bonifiche, qua ancora rifiuti.